Sacchetti della spazzatura lasciati in mezzo alla strada, un ambiente deturpato dalla maleducazione di qualche incivile e dal vento che trascina i rifiuti per decine di metri. Le immagini che state vedendo riprendono la condizione di degrado in cui versa via Cicero di Francisca a Favara. A inviarle, tramite Sicilia TV Reporter, è il cittadino Paolo Messina, residente del posto. Non è la prima volta che il signor Messina segnala l'incuria della strada che collega Viale Petronenni con via Capitano Callea, così come non è la prima volta che evidenzia la mancanza di controlli e di pulizia sul posto. Il vento, così come il passaggio di auto e i randaggi, provoca lo sparpagliamento dei rifiuti in ogni angolo della strada. Ma i problemi non riguardano solo via Cicero di Francisca, anche una traversa proprio dietro allo stadio Broccoleri è diventata una mini discarica che accoglie rifiuti in plastica di ogni tipo e non solo. Ai bordi della strada, inoltre, il verde incolto cresce rigoglioso, segno che il luogo da diverso tempo non viene attenzionato da un adeguato intervento di pulizia. Ancora una volta il cittadino Messina chiede il ripristino dei luoghi. Certo, dopo la pulizia, sarebbe il caso che questa e altre vie della città di Favara venissero controllate con interventi mirati a scoraggiare quegli incivili che rovinano l'immagine di un'intera collettività.